Questo programma è realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili. Benvenuti a questa 12ª giornata di campionato del girone B della Serie B. Oggi si affrontano le squadre del Rucker Savanemiano, la squadra di casa, e la squadra ospite, la Rima Desio Desio. La Rucker Savanemiano entra in campo con il numero 8 Rossetto, con il numero 15 Muner, con il numero 9 Carlesso, con il numero 14 il capitano Pindalpos e con il numero 10 Antelli. La formazione ospite invece il coach della squadra ospite sta ancora parlando con i suoi giocatori. Vediamo chi entrerà con quintetto base. Entra il numero 8 Negri, il numero 11 Valentini, il numero 5 Politi, il numero 18 Torgato il capitano ed il numero 9 Poggi. Muner e Politi pronti alla palla 2, l'arbitro alza la palla e il primo possesso per la Rucker Savanemiano. Rossetto la passa ad Antelli, passaggio per il capitano Pindalpos che cerca di darla sotto a Carlesso, invece la ripassa a Muner sotto a Carlesso. Carlesso 1 contro 1, passaggio fuori ad Antelli che prova l'1 contro 1 da solo. Antelli, i primi 2 punti di Antelli subito. Numero 11 il Desio porta sul pallone, passaggio al numero 8 che la passa al numero 18 che tira da 2, sbaglia, rimbalzo, Andrea Carlesso perde rimbalzo, lo recupera il Desio, palla al numero 5, pick and roll col numero 11 che si allarga, 1 contro 1 al tiro da 3 punti del numero 11 con una mano e canestro. Numero 11 segna Valentini da 3 punti allo scadere. Antelli per Savanemiano porta sul pallone, parla a Pindalpos fuori per Rossetto, 1 contro 1 di Rossetto sul fondo, passaggio ad Antelli che però ha un piede fuori, quindi possesso perso per Rucker Sanve e palla a Desio. Valentini porta sul pallone, pressato da Antelli che gli ha solo la linea di fondo. Passaggio al numero 8, 1 contro Muner. Passaggio sopra il 18, sotto al 5 da solo, 2 punti per il numero 5 Politi. Passaggio subito a Rucker Sanve che va avanti con Pindalpos per Muner. Muner per Antelli, pick and roll con Muner di Antelli, passaggio sotto a Muner. 1 contro 1 di Muner, fuori per Antelli, di nuovo sotto per Muner che quasi perde il pallone, la palla a Carlesso ed è fallo subito ad Andrea Carlesso, 2 tiri, fallo commesso dal numero 5 Politi. Primo fallo personale per Politi e primo di squadra per il Desio. Si prepara a tirare 2 tiri liberi Carlesso, il primo canestro, primo Carlesso 1 su 1 per Carlesso ai tiri liberi. Prepara a tirare il secondo e sbaglia il secondo canestro, cerca di prendere rimbalzo e la tocca ma la butta fuori, quindi palla rimessa al fondo per Desio. Un risultato di 5-3 per gli ospiti, 8 minuti sul cronometro. Numero 11 porta sul pallone Valenti, batte Antelli che però riesce a recuperare. Ancora 1 contro 1 del numero 11 che va a tirare fino in fondo, sbaglia. Palla recuperata da Andrea Carlesso, Antelli in transizione, 1 contro 1 di Antelli, palla a Carlesso per Pindalpos che prova la tripla, viene stoppato e Carlesso tocca la palla che esce, quindi rimessa dal fondo di nuovo per Desio. Numero 8 porta sul pallone, una serie di blocchi sotto canestro per liberare il numero 18, viene anticipato da Rossetto che però deve fermarsi, non riesce ad andare fino in fondo a canestro, poi cerca un passaggio, schippa
dalla parte opposta per Pindal Pos, che viene intercettato e buttato fuori dal numero 9 Poggi, e quindi rimessa per il Salerniano dal laterale. Palla ad Antelli, Carlesso, taglio di Pindal Pos, non viene sfruttato, di nuovo Antelli, pick and roll con Carlesso, Antelli 1 contro 1, tentativo di passaggio di Antelli che però perde pallone, la contropiede per Desio, la tripla provata e sbagliata del numero 18 Torgano, e allora Antelli riparte, palla a Muner per Rossetto per Carlesso, di nuovo per Antelli, un pick and roll con Carlesso, 1 contro 1 Antelli, ancora perde il pallone Antelli, contropiede numero 8 contro Pindal Pos, canestro del numero 8 Negri in contropiede, 7-3 per il Desio. Antelli porta sul pallone per Rossetto sotto a Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso, movimento classico di Andrea Carlesso che però questa volta sbaglia sotto canestro, rimbalzo del numero 5, passaggio al numero 9 di Desio, fuori al numero 18 di nuovo per l'11 Valenti, 1 contro 1 di Valenti, passaggio fuori per il numero 18 che prova il tiro da 3 punti, tripla di Torgano. Passaggio per Pindal Pos, viene intercettata ancora la palla, partenza un po' a rilento del Rukersheim che non riesce a trovare la via del canestro così facilmente, in difesa fa molta fatica e subisce ancora 2 punti da parte del numero 11 Valenti, e il time out, il primo chiamato ovviamente da coach Volpato, che deve richiamare l'attenzione dei suoi. Rientrano in campo le due formazioni, punteggio di 12-3 per la squadra ospite e 6 minuti sul tabellone alla fine del primo periodo di gioco. Desio è partito sicuramente più forte rispetto a Rukersheim, che sembra un po' in difficoltà. Vediamo adesso cosa ha detto il coach Volpato per tirare su un po' i suoi. Palla Antelli per Muner per Carlesso a Rossetto sotto per Muner che si allarga, la palla di nuovo a Carlesso, pick and roll con Masocco che è appena entrato e ha cambiato ed è entrato al posto di Pindal Pos, e fallo subito dal numero 9 Poggi, fallo in attacco di Muner, il primo personale, il primo di squadra per Rukersheim. Come ho detto, è entrato Daniele Masocco per Pindal Pos. Rimessa dal fondo che si prepara a battere il numero 9 Poggi, passaggio a Valenti, la pressione del Salerniano, ha provato una pressione del Salerniano che è riuscito a battere però Desio, anche se con qualche difficoltà. Comunque si trova il numero 8 a tirare da 2 punti Negri, 2 punti a referto ancora per Negri. Carlesso, 1 contro 2 Carlesso, fallo subito da Carlesso, il numero 5 Politi, e secondo fallo personale, secondo di squadra. Cambio per Desio, entra il numero 5, entra il numero 4 Buzzini ed esce il numero 11 Valenti. Antelli per Muner per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, passaggio fuori a Carlesso per Muner, ancora 1 contro 1 di Muner, passaggio fuori ad Antelli, mancano pochi secondi, vediamo se Antelli riesce a fare qualcosa, il tiro di Antelli sbagliato, rimbalzo del numero 9 che la passa al numero 4, che prova ad andare in contropiede, viene fermato subito da un buon Antelli che però fa fallo secondo l'arbitro. Quindi fallo di Antelli, primo fallo personale, subito al numero 4 Buzzini, e cambio, esce il numero 15 Muner ed entra il numero 5 Varaschin. Rimessa laterale per il Desio, si prepara al numero 8 Negri, passaggio al numero 4, 1 contro 1 il numero 4, passaggio sotto al 5, 2 punti ancora, 2 punti per Politi. Antelli cerca di
passarla a Rossetto, ce la fa. Passaggio fuori a 1 contro 1 di Masocco, passaggio fuori a Carlesso, a 3 punti Carlesso sbaglia, il rimbalzo di Rossetto e l'arbitro, Carlesso tocca il pallone che esce, quindi è rimessa per il Desio. Vediamo che gli arbitri si parlano, vediamo quale sarà la decisione. Allora cambia e palla a Rucker Sanve. Cambiata la decisione, si prepara Antelli a battere la rimessa al fondo. Passaggio a Masocco per Antelli. Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin e subisce fallo Varaschin, il numero 9, commesso il numero 9 Poggi. Si preparano 2 cambi per entrambe le squadre, esce Carlesso per Rucker Sanve, entra Locci e invece esce il numero 9 per Desio Poggi ed entra il numero 10 Mazzoleni. 2 tiri per Varaschin che si prepara a tirarli. Il primo segnato da parte dei Varaschin, secondo tiro libero. Il tiro e il canestro, sbaglia invece, esce la palla, il ferro la sputa fuori e quindi riparte il numero 4 di Desio Buzzini. Passaggio al numero 18, al numero 8 di nuovo per il numero 10, per il numero 5. Passaggio sotto al numero 18, 1 contro Masocco, passaggio fuori al numero 10, 1 contro 1. Il numero 10 fuori al numero 5 che tira da 3 punti, sbaglia e rimbalzo di Varaschin che avanza il palleggio, poi la passa consegnato a Antelli, nuovo per Varaschin. Rossetto pick and roll con Varaschin, passaggio a Locci. Locci ancora pick and roll con Masocco, Masocco 1 contro 1 con Locci, passaggio sotto a Locci e la palla viene intercettata con un piede da parte del numero 5 Politi di Desio, quindi rimessa al fondo per Rucker Sanve. Masocco, 1 contro 1 di Masocco per Antelli che prova il tiro e canestro, 2 punti di Antelli. Coach Volpato chiede anche un fallo all'arbitro che non viene fischiato. Allora Desio continua ad attaccare, il numero 4, passaggio per il numero 8, pick and roll. 1 contro 1 numero 8 contro Varaschin, va fino in fondo, viene stoppato da Locci e rimbalza da parte di Varaschin, riparte subito il Rossetto, 1 contro il Rossetto per Locci, il tiro di Locci sbagliato ma questa volta il fallo viene fischiato e quindi saranno 2 tiri liberi per Locci, fallo commesso dal numero 4 Buzzini e Locci si prepara a tirare i 2 tiri liberi. Intanto c'è un cambio per Desio, entra il numero 15 Casati ed esce il numero 8 Negri. Primo tiro libero per Locci, canestro, subito 3 punti per il neoentrato Locci. Secondo tiro libero dentro, 2 su 2 per Locci e 4 punti a referto. Numero 4 Buzzini porta sul pallone per Desio, ancora difeso molto bene da Antelli che lascia la mano sinistra, pick and roll con il numero 5, ancora Buzzini fuori per il numero 18, dal numero 10 sotto al numero 5 e che Rossetto commette fallo sul numero 5 Politi, quindi rimessa dal fondo per Desio. Desio è in bonus, invece a Rucker Sanve manca un fallo per entrare in bonus. Fuori al numero 18, per il numero 5 no, al numero 15, 1 contro 1 del 15, passaggio dentro al numero 5 che si trova in raddoppio e riesce però a liberarsi, sbaglia, recupera il rimbalzo e subisce fallo. Il numero 5 Politi subisce fallo da parte di fallo commesso da Masocco. Si prepara Politi a tirare i 2 tiri liberi. Primo tiro libero segnato da Politi.
prova il secondo libero Politi e canestro anche, 2 su 2 per Politi, ed esce proprio Politi ed entra nel numero 13 Verri. Antelli, palleggi di Antelli, passaggio per Masocco si accentra, 2 blocchi per Antelli che riesce a ricevere il pallone pick and roll con Locci. Locci cerca di chiedere palla sotto canestro, non ce la fa, però parte la Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin e non viene fischiato. Varaschin aveva segnato, ma il canestro non viene convalidato, fallo precedente al tiro e quindi comunque 2 tiri liberi per Varaschin perché il Desio è in bonus. Si preparano 2 cambi per Coach Volpato, entra Pindal Pos e Fazioli, escono Antelli e Rossetto. Primo tiro libero per Varaschin, segnato 1 su 1 per Varaschin. Varaschin 2 su 2, 18-10 il punteggio, 2 minuti e 19 alla fine del primo periodo. Enrico Sanve si è riportata sul meno 8 dopo una partenza alquanto lenta da parte della squadra di Coach Volpato. Adesso Enrico Sanve cerca una difesa molto più aggressiva e riesce a recuperare palla, rimbalzo di Locci per Fazioli, porta sul pallone Fazioli. Passaggio a Masocco, 1 contro 1 di Masocco da solo sbaglia Masocco, rimbalzo del numero 15 contropiede, palla al 4 sotto al 10 che però si deve fermare, la palla fuori al 15, 1 contro Fazioli, di nuovo il 15 che chiama il pick and roll, palla al numero 10, 1 contro Varaschin, fuori al numero 18 che prova la tripla e sbaglia. Palla fuori, palla Rucker Sanve e time out chiamato dal coach di Desio. E rientrano in campo le 2 formazioni dopo il time out chiamato da Desio. Il punteggio è di 18 per Desio e 10 per Rucker Sanve. Tutte e 2 le squadre sono in bonus e manca 1 minuto e mezzo alla fine del primo quarto. Possesso per la Rucker San Vendemiano, palla in mano a Fazioli, per Locci di nuovo consegnato a Fazioli. Passaggio a Pindal Pos, la tripla di Pindal Pos sbagliata. Il rimbalzo del numero 15 che cerca subito il contropiede ma deve fermarsi perché ce l'ha davanti Masocco. Il numero 13. Passaggio consegnato al numero 18, ancora al numero 10. Passaggio numero 15, di nuovo il numero 18 in post basso al numero 13 che fa rimessa, 2 punti per il numero 13, rimessa per San Vendemiano. Fazioli per Pindal Pos per Masocco, 1 contro 1 di Masocco sotto per Locci che subisce fallo, 2 tiri liberi per Locci, fallo commesso dal numero 10 Mazzoleni. Si prepara Locci a tirare 2 tiri liberi. Primo tiro libero di Locci che sbaglia il primo tiro libero della serata. Secondo tiro libero, sbaglia anche questo, rimbalzo nel numero 13 Verri, parte subito il passaggio al numero 15 di nuovo per Verri, al 4 Buzzini, al numero 10 fuori per il 13 che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo di Locci per un secondo che però perde palla, la riprende il 10 Mazzoleni che tira, segna e subisce fallo. Cambia per il coach Volpato, entra Muner ed esce il proprio Locci. Tiro libero supplementari per il numero 10 Mazzoleni.
sbaglia Mazzoleni, rimbalzo di Muner, appena entrato. Fazioli porta sul pallone, passaggio per Masò che poi dopo fuori il pin dal post, pick and roll con Varaskin, Muner, 1 contro 1 di Muner, fallo, spinta del numero 13 Verri subito da Muner, 2 tiri liberi per Muner. Un secondo alla fine del periodo e 2 tiri liberi per Muner. Primo tiro libero segnato da parte di Muner, si prepara a tirare il secondo tiro libero e segna anche il secondo, 2 su 2 per Muner, un secondo alla fine, passaggio, il tiro dalla linea del tiro libero della metacampo difensiva del numero 10 che Mazzoleni, che ovviamente non c'entra il canestro, quindi il punteggio di 22-12 per Desio alla fine del primo periodo di gioco. Si preparano il Ruckersanve e il Desio a rientrare sul campo di gioco per il secondo periodo. In campo per la Ruckersanve il numero 9 Carlesso, il numero 14 Pindalpos, il numero 4 Fazioli, il numero 15 Muner e il numero 18 Barbon. Per Desio invece entra il numero 13, il numero 11, il numero 8, il numero 15 e il numero 9. Possesso per Desio, che aveva perso la palla 2. Passaggio al numero 11 Valentini per il numero 15 al numero 8. Di nuovo il numero 8 che tira da 3 punti, segna subito, tripla del numero 8 Negri. Parte subito con una doccia fredda per la Rucker Savanemiano con una tripla subita. Intanto Carlesso si trova nel mezzo angolo da solo e canestro, 2 punti per Carlesso che risponde subito alla tripla del numero 8 del Desio. Valentini porta sul pallone, passaggio al numero 15 del Desio, 1 contro 1 contro Barbon, fuori al numero 13 che si arresta, il tiro da 2 sbaglia, rimbalzo di Fazioli che va in contropiede, passaggio a Muner per Pindal post pick and roll proprio con Muner, passaggio in post basso per Muner, 1 contro 1 di Muner, passaggio fuori per Carlesso, palla a Fazioli, pick and roll con Carlesso, il tiro da 3 punti di Fazioli sbaglia, prova a prendere il ribalzo Carlesso che subisce fallo commesso dal numero 13 Verri. Ed è il secondo fallo personale di Verri ed esce proprio lui, Verri, ed entra il numero 20 Albique. Rimessa dal fondo per Ruckersanve, una serie di blocchi che favoriscono Pindal post, passaggio fuori a Muner, Muner per Fazioli per Carlesso, ancora Fazioli, pick and roll con Muner, 1 contro 2 Fazioli, fuori per Carlesso, passaggio in post per Muner, fuori a Pindal post, 1 contro 1 di Pindal post e suona la sirena dei 24 prima del tiro di Pindal post che comunque era uscito e quindi possesso perso per Savanemiano e rimessa per Desio dalla linea laterale. Valentini porta sul pallone, difeso da Fazioli, passaggio al numero 15 che tira da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Fazioli che parte subito in contropiede, passaggio per Muner per Pindal post che la passa fuori a Barbon che tira da 3 punti e segna, prima tripla di serata per Cesare Barbon, appena entrato peraltro, non messo in campo da coach Volpato nel primo periodo di gioco. Una serie di passaggi per Desio per liberare il numero 15 Casati che si trova da solo sull'angolo per tirare da 3 punti e segna. Fazioli per Pindal post, sotto per Barbon che prova il tiro, sbaglia ma subisce fallo del numero 8 Negri. 2 tiri liberi per Cesare Barbon. Primo tiro libero a segno per Cesare Barbon.
Il secondo 2 su 2 per Cesare Barbon. Valentini avanza col pallone, viene raddoppiato da Pindal Pos che commette anche fallo. Fallo commesso a Pindal Pos subito da Valentini, rimessa laterale per Desio. Punteggio 19 per Luca Sanve e 28 per Desio. 7 minuti e mezzo alla fine del secondo periodo. Possesso per Desio, palla fuori al numero 8, una finta penetrazione dell'8 che tira da sotto, sbaglia, rimbalzo di Andrea Carlesso, passaggio a Fazioli che avanza subito, passaggio per Barbon, pick and roll con Carlesso e Barbon, penetrazione, subisce fallo e canestro. Un tiro libero supplementare per Barbon. Cambio per Desio, esce il numero 9 Poggi ed entra il numero 5 Negri. Politi, scusate, il numero 5 Politi. Anche il tiro libero supplementare a segno per Cesare Barbon che prova a riavvicinare la squadra ospite a -6 Rucker Sanve grazie a Cesare Barbon. Si mette a zona Rucker Sanve e il Desio prova a batterla con una penetrazione sul fondo, passaggio fuori del 20 per l'8 che si trova solo a 3 punti, sbaglia, rimbalzo del numero 5 che però non riesce a tirare prima dei 24 secondi perché la palla non aveva toccato il ferro secondo gli arbitri e quindi è infrazione dei 24 secondi e palla recuperata da Rucker Sanve. Prepara Carlesso a battere la rimessa dal fondo, passaggio a Fazioli che porta sul pallone, Fazioli per Barbon, Barbon per Pindal Pos, 1 contro 1 di Pindal Pos per Carlesso sulla linea del tiro libero. Carlesso sbaglia, rimbalzo del numero 11 Valentini che porta subito sul pallone, cerca il contropiede veloce, palla al numero 20 che prova il tiro da 2 e segna. 2 punti per il numero 9 Albique. Possesso per San Emiliano, Fazioli per Pindal Pos, per Muner, 1 contro 1 di Muner, fuori a Pindal Pos. Pindal Pos 1 contro 1, fuori per Muner, il tiro di Muner sbagliato, rimbalzo però di Andrea Carlesso che la ributta fuori a Pindal Pos, pick and roll col Carlesso. 8 secondi alla fine dei 24, prova Barbon da 3 punti, sbaglia questa volta, rimbalzo del numero 4 Fazioli che subisce fallo da parte del numero 15 Casati e quindi altri 14 secondi per Rucker Sanve per attaccare. Cambio, esce il numero 15, proprio il numero 15 Casati ed entra il numero 18 Torgano. Con questo fallo Desio entra in bonus, quindi dal prossimo fallo saranno sempre 2 tiri liberi. Messa al fondo per Rucker Sanve, palla Fazioli per Carlesso, di nuovo per Fazioli, pick and roll con Muner, 1 contro 1 di Fazioli, riesce a liberarsi bene, 2 punti per Fazioli, grandissimo movimento da post basso per Fazioli, evidentemente non è il suo ruolo ma gli riescono bene lo stesso. Ottimi fondamentali per questo ragazzo. Intanto palla a Desio, 1 contro 1 il numero 8, passaggio fuori al numero 18 che prova la tripla, sbaglia, rimbalzo però un po' riesce a spiccarla Muner e passaggio per Fazioli per Pindal Pos che subisce fallo dal numero 15 Torgano e time out chiamato dal coach di Desio. Due tiri liberi per Pindal Pos che si prepara nella linea di tiro libero.
sbaglia il primo tiro libero Pindal Pos, che non sembra in serata questa sera. Secondo tiro libero segnato, 1-2 per Pindal Pos, meno 5 per la Rucker Sanve, che vuole giocarsi la partita punto a punto fino alla fine. Fallo del numero 14 Pindal Pos, che cercava di pressare Valentini, ma l'arbitro fischia fallo ed è il secondo fallo personale per Pindal Pos e anche il secondo di squadra per la Rucker Sanve. Valentini avanza con il pallone, palla al numero 20, al numero 8, al numero 15, passaggio sotto sbagliato però da Desio, quindi recuperata da Fazioli. Fazioli si allarga, palla per Pindal Pos, Pindal Pos 1 contro 1, passaggio fuori a Muner, di nuovo per Pindal Pos, Barbon 1 contro 1 di Barbon, palla fuori a Muner, 5 secondi alla fine dei 24, Fazioli a 3 punti, sbaglia, rimbalza il numero 8 che avanza subito in palleggio, passaggio al numero 20 che si trova libero ma non vuole tirare, allora il numero 18 che tira da 2, sbaglia, rimbalzo di Barbon, palla a Fazioli. Fazioli per Barbon, intanto coach Volpato prova 2 cambi, entrano Rossetto e Vaschini. Carlesso per Barbon, 1 contro 1 di Barbon, Pindal Pos in punta, 5 secondi, Pindal Pos prova il tiro, l'ultimo sbaglia, rimbalza il numero 11 Valentini, subito in contropiede, fallo commesso da Varaschin, scusate, da Fazioli, e esce Pindal Pos e Muner ed entrano come anticipato Rossetto e Varaschin. E per Desio esce Valentini e entra Bozzini. Bozzini. Proprio Bozzini prova l'1 contro 1 contro Varaschin, contro Fazioli. Passa poi il numero 5 in post basso contro Carlesso. Fallo in attacco fischiato al numero 5 Politi, commesso ai danni di Andrea Carlesso. Un altro cambio per coach Volpato, esce Fazioli ed entra Antelli. 3 minuti e 40 alla fine del secondo periodo. Situazione sempre sul 25-30 per gli ospiti, quindi meno 5 per la Rucker Sanve. Barbon per Rossetto, 1 contro 1 sul fondo di Rossetto, palla Carlesso, 2 punti facili per Carlesso da sotto, meno 3 Rucker Sanve. Bozzini, passaggio al numero 8 e che la passa al numero 18 che viene raddoppiato ma commette fallo Carlesso e sono 2 ed entra adesso in mano sul Guersame, quindi non sono 2 tiri liberi. Cambio, entra il numero 15 Casati ed esce il numero 5 Politi per Desio. Rimessa laterale, pronto a batterlo il numero 8 Negri, ancora Negri, 1 contro 1 di Negri fuori a Bozzini, 1 contro i Bozzini che prova il tiro, sbaglia, rimbalzo di Varaschin, passaggio subito a Antelli, di nuovo per Varaschin, Varaschin per Antelli, pick and roll, passaggio di Antelli, di Varaschin, scusate, sbagliato per Antelli, palla recuperata dal numero 18, che va in solitaria a segnare 2 tiri liberi. L'arbitro ha fischiato un fallo in attacco al numero 9 Carlesso, quindi rimessa per la Rima Desio.
punteggio 27-32 per gli ospiti. Difesa forte da parte del Rukersam che cerca di mettere un po' di pressione agli ospiti, riescono però a passare bene la metà campo. Allora passaggio al numero 15 per il numero 8 Negri, 1 contro 1 il numero 8 fuori per il numero 20, nuovo per il numero 15 che prova la tripla sbagliata, rimbalzo di Rossetto che lo riesce a passare in qualche modo a Varaskin, avanza il palleggio nuovo per Rossetto, passaggio sotto cercato da Rossetto per Carlesso, intercettata e buttata fuori da un giocatore del Desio e quindi rimessa laterale per la Rukersam. Cambio per la Rukersam, entrano Masocco e Muner, escono Carlesso e Barbon. Antelli per Varaskin, 1 contro 1 con l'aiuto del pick and roll di Muner, passa fuori per Rossetto e prova la tripla, sbaglia Rossetto, rimbalzo del numero 4 Bozzini che avanza subito in palleggio, messaggio numero 15, il numero 18 ancora per Bozzini, numero 18, 1 contro 1 contro Varaskin, vai fino in fondo il numero 18, sono 2 punti per Torgano. Antelli, pick and roll con Fazioli, con Varaskin, scusate, ancora Antelli, Masocco, 1 contro 1 sulla linea del fondo per Masocco, passaggio cercato da parte di Masocco ma intercettato dal numero 15 che va in contropiede, passaggio fuori a Negri, 1 contro 1 i Negri, passaggio fuori per Bozzini, ancora 1 contro i Bozzini, ancora per Negri da 2 punti, viene stoppato da Varaskin, allora Masocco in contropiede, passaggio per Varaskin, 1 contro 1 Varaskin e 2 punti per Varaskin. 55 secondi alla fine del secondo periodo di gioco, prima che le squadre vadano al riposo lungo. E Bozzini avanza in palleggio, passaggio al numero 18 ancora per Negri per Bozzini, numero 18, 1 contro 1, fallo subito da parte di Torgano, fallo del numero 12 Masocco e 2 tiri liberi per Torgano. Secondo fallo personale per Masocco e ormai da tempo in bonus sia Rukersam che Desio. Time out chiamato da coach Volpato. 37 secondi alla fine del secondo periodo di gioco, 29-34 per gli ospiti. Rientrano in campo le due squadre, saranno 2 tiri liberi per Desio, in particolare per il numero 18 Torgano. 37 secondi alla fine del secondo periodo di gioco, più 5 per Desio e Torgano proverà a portare a più 7 il vantaggio di Desio. Primo tiro libero segnato da parte di Torgano. Secondo invece sbagliato, quindi 1 su 2 per Torgano, più 6 Desio. Antelli, passaggio per Varaskin, per Rossetto che prova la tripla. Rossetto sbaglia, rimbalzo però di Masocco che riesce a controllare in qualche modo il pallone, nuovo per Rossetto da 3 punti, sbaglia ancora Rossetto, due triple sbagliate di seguito da Rossetto. 12 secondi alla fine, palla in mano a Bozzini, prova passaggio al numero 18 per il numero 15, fuori per Bozzini, Varaskin prova a tirare da metà campo, Varaskin sbaglia e quindi si va a riposo lungo. 29 per la Rukersam e 35 per Desio, più 6 per la squadra ospite. Ancora totalmente in partita Rukersam, che era partita con un po' di fatica ma è riuscita a riagganciarsi alla squadra ospite e quindi più 6, si vedrà tutto nei prossimi 2 periodi di gioco. Pochi secondi all'inizio del terzo periodo di gioco, i due coach stanno chiarendo gli ultimi dubbi alle due formazioni. Rukersam entrerà in campo con il numero 9 Carlesso, il numero 8 Rossetto, il numero 18 Barboni, il numero 12 Masocco e il numero 4 Fazioli.
Desio invece entra con il numero 11, con il numero 18, con il numero 5, con il numero 8 e col numero 9. Il risultato vede la formazione di casa Rucchersanve sotto di 6 punti, quindi ancora tutto da decidere in questi due periodi di gioco. Possesso per la Rucchersanve, subito Fazzioli per Masocco, una serie di blocchi per liberare Barbon, riesce a ricevere palla, Carlesso si trova libero da 3 punti, tripla di Carlesso, solo retina per Andrea Carlesso, meno 3 scusate per la Rucchersanve, che riparte subito forte in questo terzo periodo di gioco. Fallo subito dal numero 5 Politi, commesso dal numero 9 Carlesso, ed è il terzo fallo da parte di Carlesso. Adesso vediamo cosa ci vuole il Pato, se deciderà di tenere in campo Carlesso o cambiarlo per precauzione. Per il momento sembra tenerlo in campo. Passaggio per il numero 9 che la ridà al numero 11, nuovo sotto al numero 9 in post basso, 1 contro 1 il numero 9, sbaglia il numero 9 Carlesso, cerca di recuperare il rimbalzo ed ecco il quarto fallo di Andrea Carlesso. L'arbitro in questo caso poteva anche lasciar correre, ma evidentemente ha visto una manata da parte di Carlesso. In questo caso d'obbligo il cambio per Coach Volpato, entra Andrea Locci, esce Carlesso. Pedina importante per Coach Volpato adesso con 4 falli, vediamo come la gestirà. Rimessa per Desio, passaggio fuori il numero 9, 1 contro Barbon, 4 secondi, 3, tiro del numero 9, sbaglia, rimbalzo di Masocco, subito in contropiede, 1 contro 1 Masocco, passaggio fuori il Rossetto, la tripla di Rossetto, sbaglia ancora Rossetto che non riesce a segnare, però il numero 9 del Desio tocca il pallone, palla esce e possesso 14 secondi ancora in azione della Rucchersanve. Esce proprio il numero 9 Poggi ed entra il numero 10 Mazzoleni. Fazzioli per Barbon che prova subito il tiro da 2, sbaglia, Rossetto cerca di prendere l'imbalzo ma la riesce a controllare il numero 8 Deghiri. Passaggio al numero 11 Valenti, Coach Volpato chiama a gran voce la zona, si mette a zona quindi Rucchersanve, il numero 5 Politi, passaggio al numero 18 che tira da 3 punti libero e segna, tripla del numero 18 Torgano. Avanza Fazzioli, passaggio per Masocco per Barbon che quasi perde il pallone, riesce a controllare e passare di nuovo per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, passaggio fuori per Fazzioli si allarga, chiama il pick and roll con Locci, tiro per Barbon che allo scadere mette una tripla importantissima per la Rucchersanve Lemiano che si riporta a meno 3 da Desio che ora è in possesso della palla, ancora zona per Rucchersanve, passaggio fuori al 18, 1 contro 1 del 18, contato bene 9, ancora al 10, 1 contro 1 del 10, tira, sbaglia e rimbalzo di Locci che non riesce a controllarla, se la butta su un piede e la palla esce, quindi rimessa laterale in 14 secondi per Desio per cercare la miglior soluzione. Gli arbitri si mancano e invece cambia la decisione degli arbitri, la palla non ha toccato il ferro e quindi non mancano 14 secondi alla fine, non c'è un'altra azione per Desio ma mancano solo 3 secondi nel tabellone dei 24. Rimessa per Desio, passaggio al numero 10 che tira, viene stoppato
Palla recuperata da Barbon per Rossetto che la passa a Masocco. Masocco sotto per Locci, 1 contro 1 di Locci, grande movimento di Locci sulla linea di fondo campo e 2 punti per lui. +1 Rucker Sanve. Passaggio sotto a Politi, 1 contro 1 di Politi contro Locci e 2 punti per Politi facile. Fazioli per Barbon. Masocco 1 contro 1 al tiro, 2 punti per Masocco. Punteggio di -1 per la Rucker San Venemiano. 1 contro 1 del numero 11 Valenti, stoppato da Fazioli, ma sbaglia il passaggio Locce che recupera palla il numero 8 e subisce fallo da parte di Rossetto. Terzo fallo di squadra per la Rucker Sanve e il secondo personale per Rossetto. Ancora zona per la Rucker Sanve, si prepara Desio alla rimessa. Si aspetta solo che l'arbitro consegni la palla al numero 11 Valentini. Un po' di confusione in campo, gli arbitri. C'era una protesta da parte della squadra ospite per 2 punti in più assegnati alla Rucker Sanve. È stato rimesso a posto il tabellone, quindi 39 Rucker Sanve, 40 Desio e palla in mano a Desio. 20 secondi sul tabellone 24, palla al 10, numero 8, 1 contro 1 Ippoliti. Giocata di Negri, nuovo per il 18 che tira da 3 punti e segna tripla del 18. Tripla di Torgano, il capitano, riporta sul +4 Desio. Masocco. Pick and roll con Rossetto, fuori per Locci e fallo subito sotto canestro da parte di Rossetto commesso dal numero 8 Negri. Primo fallo di squadra da parte di Desio in questo quarto e anche primo personale per Negri. Palla per Masocco, 1 contro 1 sono in fondo, fuori per Varaschin. Skip per Barbon, 1 contro 1 di Barbon, cerca il canestro, sbaglia però, allora Valentini in contropiede, 1 contro 1, si deve allargare perché c'è troppo traffico in aria. La pick and roll con il numero 5 Politi, fuori per Negri. Negri sotto a Politi, 1 contro 1 di Politi contro Locci che non riesce a tenerlo, infatti sono 2 punti facili per Negri. Coach Volpato cerca di incitare un po' Locci che deve spingere di più sotto canestro per non regalare 2 punti facili a Desio. Intanto Barbon passa a Rossetto che perde palla e quindi sono contropiede di Desio e fallo commesso da parte di Barbon sul numero 18 Torgano. Esce Rossetto per Rucker Sanve ed entra Muner. 5 minuti alla fine del terzo periodo, 39-45 per Desio. Spera Valentini a fare la rimessa laterale, palla per Negri che passa dal numero 18 al numero 10 Politi. Negri sotto a Torgano, 1 contro 1 di Torgano, passi fischiati dall'arbitro commessi a Torgano e quindi rimessa per la Rucker Sanve. Varaschin avanza in palleggio, passaggio consegnato a Barbon, intanto si prepara un cambio, entra Rantelli, presumibilmente uscirà proprio Varaschin e sbaglia Varaschin proprio adesso un passaggio facile, apparentemente facile per Muner e
e però riesce a fermare l'azione di contropiede con un fallo. Infatti esce proprio lui, Varaskin, e entra da Antelli. La Rucasam è entrata in bonus, quindi sono 2 tiri liberi per Valentini. Il primo tiro libero va a segno, 1-1 per Valentini. Prepara a tirare il secondo per poter più 8, sbaglia, quindi più 7, ma si incrociano un paio di giocatori di Lucas Sanve, si scontrano, perdono il pallone. Locci cerca di buttarla in campo e di fatto la regala a un giocatore di Desio che mette a segno 2 punti. Passaggio per Barbon, Daniele Masocco prova la tripla, la sbaglia, rimbalzo per il numero 10, sembra un po' in qualche minuto di confusione per Lucas Sanve in questo momento, che torna sul -9 e la panchina chiama energia. Lucas Sanve che non riesce a prendere rimbalzi, intanto per un altro rimbalzo Politi e fallo commesso da Politi. Di fatto nel ruolo di lungo il coach Volpato ha poche alternative se non schierare la coppia Muner-Locci, perché Carlesio ha 4 falli e manca un quarto e mezzo di gioco da giocare. E Varaskin potrebbe entrare a poco, ma vediamo perché. 1-1 intanto di Politi da lunetta, più 10 per Desio. Prepara a tirare il secondo Politi, 2 su 2 di Politi, più 11, palla Dantelli per Muner, per il passaggio a Locci, Masocco, ancora Antelli, pick and roll con Locci, Antelli per Masocco, 1 contro 1 di Daniele Masocco, il passaggio per Locci, il tiro, sbaglia solo Locci, si rende, rimbalza e sbaglia ancora Locci. Palla recuperata da Politi, si prepara un cambio, pin dal post, vediamo per chi entrerà. Coach Volpato potrebbe azzardare anche i 4 piccoli in campo, vediamo cosa per chi entrerà pin dal post. Niente, lascia i 2 lunghi Locci e Muner in campo ed esce Cesare Barbon. Secondo fallo personale per Locci, altri 2 tiri liberi per Politi. 1 su 1 per Politi, più 12 per Desio. Due su 2 per Politi. Antelli porta sul pallone, passaggio per Muner per Masocco, pick and roll con Muner, passaggio per Antelli, scusate, per Locci, di nuovo per Antelli, pick and roll. Antelli 1 contro 1, arresto, tiro, sbaglia, rimbalzo di Politi, passaggio per il numero 8 Negri, il numero 10 ancora per Negri, pick and roll con Politi, il tiro da 3 di Negri, primo ferro, corta la palla, rimbalzo di pin dal post, palla da Antelli, si prepara il numero 5 Varaskin per coach Volpato, vediamo per chi entrerà, se per Locci o per Muner. Locci, un altro passaggio sbagliato, presumibilmente uscirà lui. Si mette a zona Lucas Sanve, fuori per Negri, il tiro di Negri sbaglia e palla fuori. Time out chiamato da coach Volpato. Rimessa laterale per Savignano che ha il possesso. Antelli porta sul pallone, palla per Varaskin, consegnato per Masocco per pin dal post, pick and roll con Varaskin, 1 contro 1 di pin dal post che subisce fallo dal numero 15 Casati. Quindi rimessa laterale
per la Rucker Sanve. Desio non è ancora in bonus a differenza del Sanve. Masocco per Antelli, Varaschin consegnato per Antelli, 1 contro 1 di Antelli, fuori per Muner, prova la tripla, Muner, tripla di Andrea Muner, meno 10 San Damiano. Cerca una bozza di reazione la squadra di casa per cercare di tornare in gioco per l'ultimo periodo. Passaggio al numero 10, 1 contro 1 il 10 e passi in partenza del numero 10, quindi palla alla Rucker Sanve che deve necessariamente portare punti a referto in questa prossima azione. Mancano poco meno di 2 minuti alla fine del terzo periodo, meno 10 per la Rucker Sanve. Antelli per Varaschin consegnato a Masocco, Masocco si accentra, 1 contro 1 di Masocco, fuori per Varaschin, Varaschin 2 tiri liberi, subisce fallo Varaschin mentre tirava, fallo commesso dal numero 10, il numero 10 Mazzoleni, quindi 2 tiri liberi per Varaschin. Primo tiro libero sbagliato dopo che ha toccato tutte, sia il primo a fare che il secondo la palla da parte di Varaschin. Secondo tiro libero invece assegna, 1 su 2 per Varaschin. Possesso per il Desio, avanza il numero 4, passaggio al numero 15, pressione della Rucker Sanve, raddoppio, cerca di mettere in difficoltà il numero 4, Buzzini. Passaggio per il numero 8 Negri, fuori per il numero 15, prova la tripla, sbaglia, rimbalzo però del numero 10 che butta la palla fuori, quindi è palla della Rucker Sanve. Supera, batte la rimessa Varaschin, passaggio ad Antelli che porta sul pallone, passaggio a Masocco. Masocco si accentra, una serie di blocchi per favorire Antelli, passaggio proprio a lui, un pick and roll con Varaschin, 1 contro 1 di Antelli, il tiro, 2 punti per Antelli, meno 7 per la Rucker Sanve, manca un minuto alla fine del terzo periodo, avanza Bozzini che perde palla e ritorno, perde effettivamente palla Bozzini. E adesso la Rucker Sanve cerca di recuperare la maggior punti possibili per affrontare un quarto periodo punto a punto e cercare di portare a casa una partita che sarebbe importantissima in ottica classifica, in ottica salvezza ovviamente. Rimessa per Varaschin, Antelli, 50 secondi alla fine del terzo periodo, Masocco si accentra, ancora Masocco per Varaschin, 1 contro 1 di Varaschin, perde palla però Varaschin, contropiede che si ferma da parte del Desio, passaggio al numero 18, 15, passaggio sotto al numero 13, 1 contro Varaschin, passaggio ancora fuori al 15, 1 contro Muner, palla persa da parte del numero 15, contropiede Antelli, 1 contro 1, passaggio per Pindal Pos, 2 punti per Pindal Pos, meno 5 per la Rucker Sanve, 12 secondi alla fine del terzo periodo, ancora palla, in questo caso aveva raddoppiato San Damiano, lascia il numero 15 la linea 3 punti, sbaglia fortunatamente il numero 15 e Pindal Pos devia la palla fuori, sarà rimessa per Desio nella metacampo offensiva e 0,7 secondi alla fine del periodo. Stato fuori al 15, prova la tripla, sbaglia. Si va quindi al quarto periodo con il risultato di 47 per la Rucker Sanve e 52 per la Desio. Pochi secondi all'inizio del quarto periodo di gioco, sarà possesso per Desio, 47 a 52 più 5 per Desio.
Si deciderà tutto in questi 10 ultimi minuti di gioco. Avanza Valentini, passaggio per il numero 10 al numero 15, Picarol col numero 10, si allarga al numero 15, 1 contro Pindal Post che difende una buona difesa, palla recuperata da parte di Antelli in contropiede, 1 contro 1 di Antelli, il tiro, canestro, 2 punti per Antelli e fallo subito. Potenziale gioco da 3 punti per Antelli, fallo subito e commesso da parte del numero 11 Valentini, che aveva perso palla pochi secondi prima. Vediamo se Antelli porta a -2 lo svantaggio del Rucker Sanve. Si prepara a tirare il tiro libero. Antelli segna. -2 Rucker Sanve, 50-52. Pressing molto alto da parte del Sanve, che poi però si riabbassa e quindi Valentini può portare su tranquillamente il pallone. Passaggio al numero 11, passaggio per il numero 10, ancora per il numero 18 Torgado, 1 contro 1 di Torgado e perde palla. Torgado che prova una penetrazione, trova Masocco di fronte a lui e perde palla, rimessa per San Vermiano e time out chiamato dal coach di Desio. Tornano in campo entrambe le squadre, possesso per la Rucker Sanve che è riuscita a recuperare palle, si è riportata sul -2. Passaggio per Antelli che porta sul pallone. Antelli, passaggio per Masocco, Pindal Post cerca di liberarsi, non riesce, 1 contro 1 allora di Masocco con l'aiuto del blocco di Muner, passaggio ad Antelli, Antelli 1 contro 1, palla fuori per Pindal Post che prova la tripla, Pindal Post sbaglia, secondo ferro, era importantissima questa tripla. Riparte da Valentini, passaggio per Torgado, per Negri, passaggio di nuovo per Valentini, il numero 13, passaggio per il numero 15, indietro per Torgado, fallo subito dal numero 13 commesso da Daniele Masocco. Dopo si accende una piccola lite tra i due giocatori che si spingono a vicenda e l'arbitro però spegne e i due si danno un 5 sportivamente. Sarà rimessa dal fondo per Desio. Passaggio al numero 15 e il numero 13. Torgano prova il passaggio al numero 10, il numero 13, 1 contro 1 e segna 2 punti per il numero 13 Verri. Possesso per Savenimiano, Antelli per Varaschin, passaggio sotto ad Muner che però viene intercettata da Verri e quindi possesso per Desio. Numero 15 per Valentini, intanto si prepara Carlesso a rientrare nel terreno di gioco. Ricordiamo che ha 4 falli Carlesso ed era fuori dall'inizio del terzo periodo. Tanto tripla sbagliata da Torgano, rimbalzo di Antelli che riparte subito velocemente, 1 contro 1, passaggio per Pindal Post, ancora penetrazione di Pindal Post, il passaggio sbagliato da parte di Pindal Post, palla fuori Verri butta la palla fuori e quindi è palla per la Rucker Sanve. Cambio per Desio, esce Verri ed entra Politi, per la Rucker Sanve entra Carles ed esce Varaschin. Si prepara Antelli. Antelli sbaglia la rimessa, la intercetta al numero 11 Valentini e la ributta fuori, quindi ancora una nuova rimessa per la Rucker Sanve. Quasi la palla persa da parte della Rucker Sanve che però in qualche modo riesce a recuperare la Antelli, 1 contro 1, passaggio fuori per Masocco, ancora un altro 1 contro 1 per Masocco, palla sotto a Carlesso e 2 punti per Andrea Carlesso appena entrato.
importantissimi, -2 per la Rucker Sanve, 7 minuti e mezzo alla fine della partita. Valentini per il numero 15 che prova la tripla e segna. Casati, tripla di Casati che porta sul +5 Desio. Antelli per Muner. Pin dal post per Masocco, 1 contro 1 di Masocco, prova il passaggio difficilissimo per Antelli, non riesce, viene intercettata però la palla con un piede da parte di un giocatore di Desio, quindi altri 14 secondi sul tabellone dei 24 per la Rucker Sanve. Si prepara Antelli per battere la rimessa dal fondo. Antelli, palla in mano, passaggio ad Masocco, ancora per Antelli. Muner, consegnato da Antelli, pick and roll con tripla di Antelli sbagliata, non tocca neanche il ferro e quindi è rimessa per Desio. Rocio Volpato chiede concentrazione ai suoi. Numero 15 Casati porta sul pallone, ancora Casati, passaggio per Valentini, pick and roll con Politi, ancora Valentini, passaggio a Torgano che prova la tripla, la sbaglia, allora contropiede per Sanve. Masocco, 1 contro 1 di Daniele Masocco, fuori per Muner. Antelli, pick and roll col Muner, pin dal post, cerca di liberarsi per il tiro, non ce la fa, allora 1 contro 1 fuori per Masocco, un altro 1 contro 1, ripassa pin dal post, tiro da 2 punti di pin dal post, sbaglia, però prende il rimbalzo Andrea Muner che in tap-in segna e subisce anche fallo, quindi altro potenziale gioco a 3 punti per Andrea Muner che per il momento porta la squadra a -3, vediamo se riuscirà a riportarla a -2. Intanto un cambio, esce Daniele Masocco ed entra Cesare Barbon. Muner, il tiro e sbaglia Muner, tiro libero supplementare, resta sul -3 la Rucker Sanve, palla in mano Valentini, palla a Negri per Casati, per ancora Negri, 1 contro 1 di Negri, solo sotto subisce fallo, credo sia fallo di... per fortuna è fallo di Cesare Barbone, non di Carlesso, che se no sarebbe stato il quinto fallo di Andrea Carlesso. 2 tiri liberi per Negri, si prepara, è il primo fallo per Cesare Barbone, il secondo di squadra per il Rucker Sanve. Sbaglia il primo tiro libero Negri. Il secondo, sbaglia pure il secondo, rimbalzo di Muner. Antelli porta sul pallone, Barbon, Muner, ancora Barbon sotto a Carlesso, 1 contro 1 di Carlesso contro Politi, fuori a Antelli, 1 contro 1 di Antelli. Antelli sbaglia Antelli da sotto, alla contropiede Valentini, fuori per Negri, si resta a 3 punti, il tiro sbaglia Negri, rimbalzo di pin dal post che non riesce a controllarla e la palla esce, quindi altri 14 secondi per Desio nella metà campo offensiva. Si mette a zona 2-3 la Rucker Sanve sotto indicazione di coach Volpato, passaggio fuori a Negri per il numero 15 Casati, ancora per Negri, Casati ancora una finta da 3 punti, tiro di Casati da 2, sbaglia, rimbalzo di Muner, questa volta la controlla Antelli, avanza sulla linea del fondo, blocco di Carlesso, si allarga da 3 punti, la tocca il numero 15 Casati, il pin dal post lascia che la palla esca, mancano 16 secondi all'azione della Rucker Sanve. Pin dal post per Antelli, 15 secondi, 14, pin dal post, 1 contro 1 pin dal post, si arresta a 2, fallo subito a pin dal post commesso dal numero 8 Negri e saranno 2 tiri liberi per pin dal post.
primo tiro libero, Pindal Post segno il primo tiro libero. Pindal Post non ha avuto una serata facile questa sera, non è entrato mai veramente in partita. Vediamo se in questi ultimi minuti finali riuscirà a trascinare la sua squadra alla vittoria. Segna anche il secondo tiro libero e porta a -1 la Rucker-Sanve. Fallo commesso da Antelli ed è il secondo fallo personale, terzo di squadra. Rimessa laterale per Desio. Si prepara Valentini. Casati, blocco di Negri, passaggio fuori per Valentini, 1 contro 1 di Valentini, fuori per Negri che viene intercettata la palla da Antelli, mancano 8 secondi dell'azione d'attacco di Desio. Valentini, 1 contro 1 di Valentini, il tiro e sbaglia Valentini, rimbalzo di Carlesso. Carlesso per Antelli. Antelli si accentra, passaggio per Muner per Pindal Post a Antelli, però con Carlesso, 1 contro 1 di Antelli. Antelli 2 punti, facili 2 punti in penetrazione di Antelli e porta la squadra della Rucker-Sanve a +1 e time out chiamato da coach del Desio. 4 minuti e 20 alla fine della partita, ricordiamo +1 per il San Vendemiano e 3 falli di squadra a testa. Tornano in campo tutte e due le squadre per giocare gli ultimi 4 minuti e mezzo della partita. Punteggio, ricordiamo, +1, 58-57 per la Rucker-Sanve. Possesso per Desio che aveva appena subito canestro da Antelli. Palla consegnata a Valentini che porta sul pallone. Valentini per Torgano, Torgano ancora contro Pindal Post. Palla sotto a Politi, 1 contro 1 di Politi, facile contro Andrea Carlesso, troppo più grosso Politi dei nostri lunghi. Poi riceve palla da sotto, implacabile questa sera Politi. Barbon per Muner consegnato a Pindal Post per Carlesso. Antelli, pick and roll con Carlesso, 1 contro 1 Antelli, subisce fallo Antelli. Rimessa laterale e dal prossimo fallo gli ospiti sono in bonus. Messa laterale, si prepara a battere, anzi rimessa dal fondo, si prepara a battere l'Antelli. (14 secondi rimanenti d'azione). Barbon per Antelli, 1 contro 1 di Antelli che si ferma sulla linea da 3 punti. Barbon, attacco 1 contro 1 per Muner, Antelli, 1 contro 1 Antelli, prova il tiro, lo scadere, sbaglia, però rimbalzo di Carlesso, che la ripassa fuori ad Antelli che può organizzare una nuova azione d'attacco per la Rucker-San Vendemiano. Passaggio per Muner, 3 secondi, Pindal Post, 1 contro 1 e niente da fare, l'azione non si conclude per lo scadere dei 24 secondi. Possesso perso per la Rucker-Sanve e palla al Desio che si trova a +1, 59-58. Valentini avanza col pallone. Valentini ancora con la palla in mano per Casati. Sotto per Politi, ancora 1 contro 1 contro Carlesso, questa volta tiene bene Carlesso, fuori per Negri, finta il tiro, passaggio a Valentini, tiro da 3 di Valentini, canestro, tripla di Valentini, +4 per Desio. È riuscito Valentini dopo un'azione non una gran azione da parte di Desio a trovare la tripla all'ultimo secondo allo scadere. Intanto Carlesso, passaggio per Barbon, 1 contro 1 di Barbon, fuori a Muner per Pindal Post che riesce, Pindal Post, il tiro a 3 punti di Pindal Post, sbaglia
e palla fuori sulla struttura, e quindi rimessa a fondo per Desio. Cambio per Rucker Sanve, entra Daniele Masocco e esce Francesco Mindalpossi, il capitano. 2 minuti e 20 alla fine della partita, più 4 per Desio, che si trova col possesso in mano. Barbon difende, palla per Valentini, difeso forte da Antelli. Valentini si libera facilmente. Torgano contro Muner. Casati sotto, passaggio a palla persa però recuperata da Antelli, quindi nuovo attacco per Saverniano. Antelli, penetrazione, va su per tirare, subisce fallo, 2 tiri liberi per Antelli. 1 minuto e 57 alla fine della partita, più 4 per Desio. Mi prepara Antelli a tirare il primo dei 2 tiri liberi. Primo tiro libero a segno per Antelli, meno 3 Rucker Sanve. Secondo tiro libero sbaglia Antelli, rimbalzo di Politi, passaggio per Valentini. Valentini porta sul pallone per Casati, ancora Valentini. A zona Rucker Sanve, Negri, Valentini, prova l'1 contro 1 Valentini, libera Torgano da sotto, il tiro da 3 punti sbaglia, palla fuori, rimessa per Rucker Sanve. Antelli porta sul pallone, passaggio per Carlesso consegnato a Barbon per Daniele Masocco, piccolo al comune, passaggio a Carlesso, la prova la tripla Carlesso, sbaglia, rimbalzo del numero 15 Casati, peccato per questa tripla di Carlesso, se fosse entrata avrebbe portato in parità le 2 squadre. Fallo di Cesare Barbon, secondo fallo personale, quarto di squadra, dal prossimo fallo saranno 2 tiri liberi. Salve entra in bonus. Torgano si prepara per la rimessa laterale, passaggio a Casati, pressato forte da Barbon e fallo di Barbon fischiato dall'arbitro. In questo caso poteva anche non starci questo fallo, anche perché Barbon aveva gestito bene la pressione e aveva toccato il pallone, ma l'arbitro sembra avere un'idea differente. Sono 2 tiri liberi, il primo segnato da parte di Casati, più 4 per Desio. Secondo tiro libero a segno anche questo, più 5 Casati, e time out per coach Volpato. Manca 1 minuto e 10 secondi alla fine della partita, più 5 Desio e palla in mano a Rucker Sanve. Masocco si prepara a battere la rimessa dal lato. Vediamo cosa ha preparato coach Volpato per questa azione. Antelli centrale, 1 contro 1 di Antelli, passaggio fuori a Masocco che prova la tripla e sbaglia. Masocco non riesce a entrare la palla ed è fallo commesso dal numero da Daniele Masocco, e 2 tiri liberi per il numero 10 Mazzoleni. Un po' di confusione nella metà campo offensiva del Sanve, non si era capito bene cosa stava succedendo nell'aria. Alla fine l'arbitro ha deciso di fischiare un fallo a favore del Desio. Primo tiro libero a segno per il numero 10 Mazzoleni e anche il secondo a segno, più 7 per Desio. Mancano ormai meno di 1 minuto alla fine, 1 contro 1 di Antelli, e non fischia un altro piede l'arbitro. Questo è clamoroso, veramente ha stoppato la palla alla Cristiano Ronaldo il giocatore di Desio, l'arbitro non vede e quindi la palla è in possesso di Desio. 40 secondi alla fine, palla per il numero 10 Mazzoleni, fuori per il 18, ancora per Casati, fuori, che prova la tripla e segna. Questa tripla
possiamo dire che mette la parola fine alla partita con un +10 di Desio con 30 secondi alla fine della partita. Ultimi 3 secondi alla fine della partita, +10 per Desio, vediamo Rucker Sanve, palla in mano, Antelli per Carlesso, prova subito la tripla Carlesso e subisce fallo, ma l'arbitro non lo fischia, quindi palla in mano al numero 8 Negri, che si ferma giustamente, fa passare gli ultimi secondi della partita, mancano 15 secondi. La Rucker Sanve si arrende anche a questa dopo che era riuscita. Intanto Negri segna un'altra tripla, Rucker Sanve è riuscita a recuperare una partenza un po' a rilento, si è riportata addirittura nel quarto periodo a +1, però poi negli ultimi 2 minuti Desio ha avuto una marcia in più e si vede anche del risultato che porta al momento secondo tiro libero per Antelli, segna Antelli, -12 per la Rucker Sanve, passaggio a Negri, prova la tripla Negri ancora e segna un'altra tripla per Negri. Il risultato finale 60-75 per Desio. Sembra un punteggio, a vederlo +15 per Desio si direbbe che la partita è stata sempre in mano a Desio, ma non è stato così, anche perché Rucker Sanve a 2 minuti dalla fine della partita era veramente attaccata, addirittura è stata in vantaggio di 1 punto. Poi Desio ha messo 2-3 triple e la Rucker Sanve non è riuscita a tornare in partita. Questo programma è stato realizzato in collaborazione con CESAF, linee elettriche e telefoniche e costruzioni edili.